Calici sotto le stelle, il nuovo evento estivo che Amministrazione Comunale, insieme alla collaborazione con l'associazione Agorà, hanno organizzato sabato sera in piazza Musile di Piave. C'eravamo anche noi. Questa è un'altra edizione, un altro evento che voi avete organizzato con l'amministrazione comunale. Di che cosa si tratta questa sera? Allora, questa sera celebriamo Calici sotto le stelle, che è una manifestazione di natura enogastronomica per ripercorrere i 150 anni di unità nazionale attraverso un momento di riflessione anche su quello che è il valore del vino nel nostro territorio. Ringraziamo l'amministrazione che ha patrocinato l'evento, ringraziamo la gelateria Fantasy di Musile e la cicchetteria di Gennaro che ci hanno aiutato molto, come vedete il successo è notevole. Vedo che ci sono anche gli stand della Fisar. Sì, abbiamo ospiti straordinari questa sera, i sommelier della Fisar, che ci onorano della loro presenza e appunto grazie a loro impareremo anche un po' a degustare il vino, che non è una cosa semplice da apprezzare in tutte le sue manifestazioni. Di che cosa vi occupate come associazione? Ci occupiamo di diffondere il vino, creare la cultura del vino che parte dalla vite al vino agli abbinamenti. Conoscere il vino vuol dire bere meno, bere meglio ed essere più responsabili anche sulla strada. Direi una serata eccezionale, diciamo è la prima serata che facciamo dei Calici sotto le stelle, però l'unico problema è questo, che è a costo zero e di conseguenza quando si fanno manifestazioni che l'amministrazione ci mette la parte propria e soprattutto a costo zero, penso che sia per i cittadini la manifestazione più bella che ci sia. È un'idea così che è venuta tra le varie iniziative che avevamo pensato, cercare di dare un volto un po' particolare a questa piazza. Credo che quest'anno ci siamo riusciti e questo conclude un ciclo positivo di tutta una serie di iniziative che abbiamo messo in atto con l'associazione Agorà. Sono rimasto molto sorpreso a vedere questa bella gente che balla, addirittura c'è un'anziana anche di 95 anni che balla, sono rimasto veramente colpito dalla bella serata, bella organizzazione. Ringrazio l'Agorà per la buona serata, ringrazio Gennaro, la gelateria Fantasy, veramente una grande bella serata. Ho visto che avete un paio di gusti particolari questa sera. Sì, questa sera è una serata dedicata al vino, quindi abbiamo proposto il fragolino bianco e il raboso, quindi due vini tipici delle zone nostre. È un gelato fatto proprio con il vino. Come vi è venuta questa idea un po' particolare? La serata ci hanno detto che era una serata col tema del vino, quindi abbiamo detto perché non proporre il gelato al vino? È il nostro lavoro. È alcolico? Sì. Molto? È vino puro. Quest'ultima serata ormai del 2011, come sta andando? Molto bene, ma non è l'ultima. Questa è la prima di tutta una serie di serate future, perché visto il successo di questa e anche delle altre, devo dire che l'associazione Agorà e tutti quelli che hanno collaborato meritano rispetto, meritano un plauso e meritano dall'amministrazione comunque un sostegno, assieme anche alle altre associazioni che hanno lavorato durante l'estate, per carità, però queste per l'amministrazione a costo zero non è una cosa da poco.